San Marco. Piazza San Marco, prima dello sbarco della salma del Santo, era chiamato Morso, forse per il terreno solido, ed era attraversata da un canale sulle cui sponde sorgevano due piccole chiese, quella di San Teodoro, primo patrono veneziano, e quella di San Geminiano. La prima venne sostituita con l'attuale chiesa di San Marco. La seconda fu demolita per lasciar spazio al Museo Correr. Si veda al riguardo la sezione Musei. Elena Correr fu la prima donna laureata al mondo conseguendo il dottorato in filosofia il 25 giugno 1678. Amava la letteratura e conosceva 6 lingue, studiava musica, era appassionata di astrologia e di matematica. Morì giovane, 38enne. La Repubblica favoriva la cultura e promuoveva lezioni pubbliche di matematica per i giovani meritevoli. Gratificava con borse di studio gli allievi, consentendo loro di frequentare università anche all'estero. Aperta ad ogni conoscenza, ospitò Giordano Bruno, teologo eretico, che finì incenerito in Piazza dei Fiori a Roma, e Galileo Galilei, che mostrò il suo cannocchiale al doge Leonardo Donà nel 1609. Come tutte le città medievali, costruite prevalentemente in legno, subì diversi incendi. Uno spaventoso scoppiò nel 1492. Le fiamme, sospinte dal vento, s'arrestarono sorprendentemente a San Salvador ed il capitello della Marzaria ricorda il miracoloso evento. Altre fiamme divamparono nei cuori veneziani, la passione per l'amore e per l'azzardo. Alla fine della Repubblica si contavano ben 136 casini. Alcuni erano dei veri postriboli, specialmente quelli attorno alle fondamenta del traghetto del Buso, toponimo quanto mai appropriato. Altri erano clubs di poesia, musica e ballo, ma soprattutto di giochi d'azzardo. La prima concessione per il gioco l'ebbe Niccolò Starantonio Barrattiero, un edile bergamasco che riuscì a drizzare le 2 colonne in piazzetta San Marco con l'espediente di bagnare le corde che, dilatandosi, si restringevano in lunghezza. Lasciate asciugare, ripeteva la manovra, sostenendo la colonna che un po' alla volta si alzava grazie ad apposite zeppe sempre più grandi. In cambio di tale impegno gli fu concesso di gestire una bisca da gioco proprio tra le 2 colonne trasportate dall'Oriente. In verità erano 3, ma una sprofondò in laguna e non fu mai più recuperata. Il demone dell'azzardo era incontenibile. Si scommetteva su ogni evento: il sesso di un nascituro, il colore dei suoi occhi, il nome del doge, ma per quanto Serenissima rafforzasse le pene, gli scommettitori arrivavano persino a giocare in chiesa, sapendo che il sacro luogo era libero per il principio della extraterritorialità. Nel 1638 al nobile Marco Dandolo venne consentito di aprire in Calle Valaresso un gran ridotto,
la prima casa pubblica da gioco. Tra i più licenziosi ospiti si deve ricordare Pietro Aretino, flagello di principi e papi, scrittore scostumato, commediografo satirico, poeta arguto. A chi gli chiedeva di Dio o di Cristo rispondeva: non conosco. Tuttavia, dopo una vita dissoluta, sul letto di morte volle confessarsi ed ottenne l'estrema unzione che fu occasione per l'ultima battuta: guardatemi dai topi or che son unto. Egli fu sepolto nella chiesa di San Luca. Certe zone erano adatte al gioco, altre all'erotismo, una in particolare all'assassinio, e ne porta il marchio: Rio, Terrà e Calle degli Assassini. Il numero di delitti, favoriti dal buio delle calli, indusse la Serenissima ad ordinare l'illuminazione con piccole lanterne che i parroci avevano il compito di accendere e spegnere. Inoltre dispose che chi volesse camminare dopo le 3 di mattina doveva usare una lanterna a mano. Le persone più agiate lasciavano il compito ad un servo. Così nasce la professione del codega, dal greco odegos, ossia guida. La giustizia veneziana era severa, ma dopo la decapitazione di Pietro Faccioli, detto il Fornaretto, acquisì imprudenza. La vicenda è nota in Venezia. Un giovane, passando per il Ponte degli Assassini, in una fredda mattina del marzo del 1507, scorse a terra un fodero di un pugnale in argento. Lo raccolse, felice di consigliarlo alla morosa Annella, immaginando di trasformarlo in denaro per pagare le nozze. La ragazza, spaventata dall'oggetto, gli ordinò di riportarlo dov'era. Pietro obbedì, ma la luce, già alta nella calle, gli consentì di vedere un uomo sdraiato per terra. Si avvicinò, lo girò per svegliarlo e si accorse che era stato pugnalato. Alcuni passanti assistitettero alla scena e per Pietro, con il fodero in mano, l'uomo ucciso a terra, le macchie di sangue sul grembiule bianco, non ci fu possibilità di salvezza. Il passaggio dal ponte della Calle al patibolo tra le 2 colonne di piazzetta San Marco fu breve e veloce. La mannaia del boia, giustizia è fatta, dichiarò l'inquisitore, mentre un giovane correva per portare la notizia della confessione di Messer Balbo alla moglie Clemenza d'essere stato lui ad uccidere Albise Guoro per gelosia. Da allora il doge, all'apertura di ogni processo, con pena di morte, rammentava, ricordeve del povero Fornaretto. La musica si accorda con l'amore ed il teatro con la Fenice. Per 2 volte distrutto da incendi, aveva tutti i palchi prenotati dai nobili veneziani che sapevano ben amministrare i loro privilegi. In occasione della visita del Granduca di Russia, Paolo Petrovitz, figlio della zarina Caterina, la nobildonna, ma molto chiacchierata, Cecilia Zentron, fu convinta ad affittare il suo palco per una cifra esorbitante, 80 zecchini d'oro. Veneziani, dalla lingua arguta, coniarono per l'occasione un motto derisorio: brava la trona, la vende e il palco più caro de Amona. La nobildonna, anziché offendersi, replicò con altrettanta arguzia: la trona, la muna, la dona. È risaputo che il corpo di San Marco fu trafugato da Alessandria d'Egitto, dai mercanti Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, pagando il silenzio dei custodi, evitando il controllo dei musulmani, grazie a carcasse di maiale, immondo a questi, nascondendo così la salma.
Arrivata a Venezia, San Marco subito venne assunto a patrono e iniziò l'edificazione della chiesa sopra quella di San Teodosio e venne sepolto segretamente. Dopo qualche generazione, nessuno sapeva più dove fosse finito il corpo, finché un giorno, da una crepa, spuntò un braccio e la salma fu salva. Ora giace tranquillamente sotto l'altare maggiore. Certo, non era distratta l'Inquisizione, in particolare Cristofori, che, saputo che i nobili grimani intendevano vendere ai francesi la statua romana di Marco Agrippa, apostrofò così la scultura. El Suprem Tribunal degli Inquisitori, avendo sentio che la signor Marco Agrippa vuole andar via de sta città, e me manda per augurarghe un buon viaggio, e ella è a so Zelenda Grimani. Eccellenza Grimani, presente alla scena, capì l'antifona che il Cristofori non si rivolse alla statua ma a lui per farsi perdonare, donò l'opera alla città. Un altro episodio ci ricorda Cristoforo. Avvertito dell'intenzione di alcuni simpatizzanti giacobini di aprire un gabinetto di lettura di giornali e libri francesi al caffè Ancillotto, al giorno dell'apertura si presentò di primo mattino, comunicando che gli inquisitori gradirebbero incontrare il primo cliente del locale. Il gabinetto di lettura non fu mai aperto. Anche gli austriaci, come i francesi, non erano amati dai veneziani. Alla prima esecuzione di un'opera di Wagner, nonostante la simpatia che avevano per l'artista, nessuno applaudì, perché nel frattempo gli austriaci avevano occupato Venezia. Quando l'imperatrice Sissi venne alla prima esposizione internazionale d'arte nel 1895 e davanti al quadro di Giacomo Grosso da Genova commentò con sarcasmo «Surtout il y a trop de fleurs», ironizzando sulle figure femminili coperte solo da qualche fiore, divenne, per quanto bella, antipatica irreparabilmente. Ad ucciderla a Ginevra nel 1898 fu un anarchico italiano, Luigi Luccheni, con una sottile lama di ferro. Coincidenza curiosa che un italiano abbia troncato la vita della principessa prima che lei sfiorisse. A Venezia i nomi hanno un significato particolare. Per esempio, i Piombi non sono timbri, ma è il carcere, collegato al Palazzo Ducale dal Ponte dei Sospiri. E l'ombra non è la proiezione di un corpo sul suolo, ma un bicchiere di vino bianco o rosso che inizialmente veniva bevuto all'ombra fresca del campanile. Come potete constatare, le parole hanno molti significati. Alzando gli occhi ai tetti vedrete delle altane, terrazze aperte dove in estate le donne veneziane, bagnati i capelli con unguenti misteriosi, restavano al sole per renderli biondi. Per evitare la calura, calzavano un cappello dalla falda larga, ma con un buco al centro per far uscire la nuca. Arrivati a San Marco, dopo aver visto il Ponte dei Sospiri dal Ponte della Paglia, fermatevi immaginando di essere soli e che la meraviglia che vi sta di fronte sia stata realizzata per voi. Della chiesa parleremo nella sezione Palazzi e Chiese, tuttavia entrate almeno nell'atrio per ammirare il mosaico che racconta della Bibbia, la Genesi, la storia di Abramo
e di Giuseppe. Saliamo, se non c'è la fila, sul campanile per ammirare uno spettacolo straordinario. Diversamente, percorrete la piazza e l'adiacente piazzetta. Sarete al centro del potere della Serenissima Repubblica, un concentrato di bellezza in poco spazio. Il palazzo ducale, la torre dell'orologio, la libreria del Sansovino, le procuratie vecchie e nuove. Continuiamo per scoprire la Venezia nascosta e prendiamo per Calle Larga San Marco, poi per Calle degli Specchieri fino al ponte dei Baretteri, da dove vedrete il ridotto Venier che risiedeva al primo piano e fu il primo casino pubblico autorizzato. Un dettaglio curioso: nelle case da gioco a tener banco doveva essere un patrizio, con parrucca, toga nera e senza maschera, che invece i giocatori per lo più indossavano per riservatezza. Proseguendo per le mercerie dove ogni esigenza, per quanto sofisticata, veniva soddisfatta, attraversiamo il ponte dei Ferali ed entriamo nel sottoportico degli Armeni. Un portone con 2 croci nasconde la bella chiesa di Santa Croce degli Armeni con l'adiacente piccolo cimitero. Una volta stellata ricopre l'interno della cupola, ove ogni domenica alle 11:15 si celebra la messa con rito armeno. Tornati in Calle dei Fabbri, procediamo per Ponte Tron, che ha un piccolo porticciolo per le gondole. Procedendo lungo la frezzeria, dove si vendevano le frecce, al numero 1676 soggiornò Lord Byron, che non poteva non sedurre la moglie dell'ignaro ospite. Girando per Ramo dei Fuseri, poco prima del ponte, abitò Goethe. La prossima meta è Corte Contarini del Bovolo, con la incredibile scala a chiocciola del 1400, ancora un esempio di commistione di gotico e di rinascimentale. Non lontano, in campo San Benedetto, troverete il palazzo quattrocentesco dei Pesaro, poi divenuto di proprietà di Mariano Fortuny, uno spagnolo volitivo dallo spirito eccentrico, fotografo, pittore, scenografo e stampatore di tessuti. Fu sarto di D'Annunzio e di stelle del teatro quale Eleonora Duse, nonché di scrittori celebri come Marcel Proust. Prendiamo Via degli Assassini, dove durante l'occupazione nazista avevano sede le famigerate SS, e proseguiamo per Campiello Novo o dei Morti. Bisogna ricordare che fino all'occupazione napoleonica i defunti a Venezia venivano sepolti dove c'era posto, sempre che non fossero nobili o celebrità. Questa circostanza favorì certamente le epidemie pestilenziali, come abbiamo avuto modo di dire. In fondo a Calle delle Carrozze troverete Palazzo Grassi, di cui parleremo nell'apposita sezione dei palazzi e chiese. Ora è sede di importanti esposizioni. Nella piazzetta potete notare un piccolo ma prezioso campanile del XII secolo.
prossima meta è Campo Santo Stefano, dominato dalla statua di Niccolò Tommaseo, scherzosamente soprannominato il Cagalibri per la pila di testi che gli stanno sul retro. I palazzi attorno sono tra i più celebri: Palazzo Morosini, Palazzo Loredan, sede dell'Istituto di Scienze, Lettere d'Arti, Palazzo Pisani, sede della Fondazione Musicale Benedetto Marcello, Palazzo Barbaro, centro culturale inglese a Venezia, e Palazzo Franchetti. Ma il gioiello del campo è la chiesa gotica di Santo Stefano, descritta nella sezione Palazzi e Chiese. Già convento dei frati eremitani di Sant'Agostino, ultimata nel 1400, ha il soffitto a carena di nave ed un altare intarsiato di marmo. In campo Santa Maria del Giglio sorge la chiesa barocca omonima che in facciata porta in bassorilievo le città dalmate che facevano parte della Serenissima Repubblica ed inoltre la città di Roma e di Padova. L'interno merita una visita per la Madonna con Bambino di Rubens, unico quadro di questo autore fiammingo in Venezia. Sul fondo del campo vedrete Palazzo Gritti, ora hotel, un tempo abitazione del barone Wetzler, che ospitò tra gli altri Ruskin. La strada più lussuosa di Venezia, che sarà tappa di questo percorso, è la seconda che ha il rango di via 22 marzo, che raccoglie i negozi dei marchi più famosi dell'Italian Style.